essere. Vaccini obbligatori, colpo di scena, il presidente Luca Zaia sospende la moratoria, si attende l'interpretazione autentica della legge da parte del Consiglio di Stato. Il metodo dello scaricabarile di Zaia è incredibile, capita la gravità della moratoria dalla colpa direttore generale Mantoan, l'affondo della consigliera PD Alessandra Moretti. Sicurezza a Padova, le immagini di un accoltellamento in stazione, il video shock girato dalla consigliera di opposizione Eleonora Mosco. Nel 1200 è nata come chiesa, poi è stata sconsacrata in epoca recente, ma oggi è nel degrado totale. Sant'Agnese a Padova va ristrutturata, chiedono i cittadini. Viva morta di malaria, il capo degli ispettori che stanno indagando sul decesso, viste le tempistiche è probabile che il contagio sia avvenuto in campeggio a Bibione. Ai Caraibi, in balia dell'uragano Irma, l'imprenditore di Gaiarina, Emiliano Piovesana, che abbiamo raggiunto in videochiamata, vento e mare fanno paura, dice, migliaia di sfollati e manca il cibo. Nozze VIP nella Marca trevigiana, l'ultramiliardario White Rockefeller e la fidanzata Giulia Fabrizio, inglese ma di origine italiana, si sposeranno tra le colline di Asolo. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque nello scontro sulla legge dei vaccini obbligatori oggi è arrivato il colpo di scena con il governatore Zaia che ha sospeso la moratoria che era stata emanata lunedì. Un atto di pace, queste le parole del governatore, intervenga il Consiglio di Stato a dare una interpretazione autentica, dice Zaia, che resta convinto che sia sbagliata la legge sull'obbligo vaccinale. Sentiamo le sue parole. Si tratta di un decreto firmato e proposto in autonomia, come è giusto che sia, dal dirigente, e in altrettanta autonomia il dirigente ha proposto ed ha firmato la sospensione, quindi non la revoca del decreto ma la sospensione, chiedendo che ci sia un'espressione del Consiglio di Stato sul motivo del contendere, ovvero sul fatto che esiste in legge una moratoria per i bimbi iscritti dai 0 ai 6 anni iscritti all'asilo, alla scuola per l'infanzia, e quindi una moratoria che dura fino al 2019, oppure no, come sostiene nella sua interpretazione il governo. Hanno pesato le critiche di Forza Italia in questo? No, guardi, assolutamente no, questa cosa è meramente tecnica, non è una questione di critiche, è un fatto assolutamente tecnico, e devo anche dire che l'organo deputato a dirimere questa partita è ovviamente il Consiglio di Stato. Dall'altro devo anche dire che ho visto e letto un sacco di commenti inutili, pressapochisti, generalisti, che nulla hanno a che vedere col decreto che ha firmato il nostro dirigente, che non era assolutamente un decreto contro i vaccini o quant'altro. Del Consiglio di Stato cosa si aspetta? Il Consiglio di Stato una sezione dedicata proprio per i quesiti per evitare i contenziosi. A noi abbiamo proposto e proponiamo un quesito in maniera tale che si chiarisca fino in fondo a questo. Che lettura dà il governo? Da un lato il governo dice decade l'iscrizione nel 2019, non vanno a scuola, non vanno alla scuola d'infanzia perché non sono in età dell'obbligo. La Regione Veneto invece dice decade l'iscrizione nel 2019, ma nel frattempo possono andare all'asilo. Siamo convinti che questa legge che prevede la coercizione e la punizione per chi non vaccina sia una legge che fa abbandonare, crea abbandono vaccinale. Ultimo aspetto che voglio ricordarle, che si fa passare l'idea che questa legge lascia a casa tutti. La verità è che dai 6 anni ai 16 anni i non vaccinati vanno a scuola come prima, pagano solo la multa e comunque vanno a scuola. Dai 0 ai 6 anni ci vanno comunque a scuola perché basta un'autocertificazione del genitore che dice sì, mio figlio non è vaccinato, ma ho chiamato in ospedale e ho chiamato l'ULSS e lo vaccinerò i prossimi mesi. Queste dunque le ultime novità di oggi. Nel prossimo servizio invece ricostruiamo quanto accaduto nelle ultime 72 ore, ovvero da quando è stata presentata la moratoria alla sospensione di oggi. Fare politica e tentare di strumentalizzare la battaglia dei vaccini, come sta facendo il vostro governatore in questo periodo, è sinceramente squallido.
Era stato Matteo Renzi a Padova l'ultimo in ordine di tempo ad attaccare duramente il governatore Zaia e il suo provvedimento sui vaccini. Una presa di posizione forte arrivata appena 12 ore prima del colpo di scena del presidente del Veneto, che nella tarda mattinata di oggi ha di fatto deciso di sospendere la moratoria che da lunedì, quando era stata presentata, aveva sollevato un polverone politico e non solo. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro a 72 ore fa, quando l'atto regionale, che di fatto prorogava al 2019 il termine per la presentazione della documentazione, aveva fatto sobbalzare sulla sedia per prima il ministro Lorenzin, firmataria della legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni. Il Veneto rischia l'epidemia, Zaia si assuma la responsabilità di quello che può accadere negli asili. Ho dato mandato di perseguire tutte le azioni contro la decisione della Regione Veneto, che è totalmente irragionevole. Era stato il monito del ministro della Salute, che poco dopo, insieme alla collega del Dicastero dell'Istruzione Valeria Fedeli, aveva scritto una lettera al governatore perché rivedesse la moratoria con un provvedimento correttivo. Critiche feroci nelle ore successive erano piovute su Palazzo Balbi, in particolare dal PD. Dal Veneto sfacciata avversione allo Stato e ancora Zaia fa politica sulla pelle dei bambini. Questo è il tenore di alcune delle critiche degli avversari politici. Ma la decisione del Presidente aveva provocato una spaccatura anche all'interno dello stesso centrodestra, con l'appello lanciato dai due capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Romani e Renato Brunetta. Ogni ulteriore rallentamento nella copertura vaccinale dei nostri bambini, avevano detto, rappresenta un serio danno alle nostre comunità. Il Veneto si conformi alla legge. Il provvedimento regionale aveva diviso anche i sindaci veneti, con il primo cittadino di Treviso, Manildo, fermo nell'intenzione di mantenere l'obbligatorietà nonostante la moratoria. Reazioni forti, inevitabili di fronte ad un argomento così delicato come i vaccini, che aveva spinto anche l'ordine dei medici a prendere una posizione, anche loro, attraverso una lettera con la quale spiegavano come senza copertura vi fosse il rischio di epidemia. Ora però, alla luce delle ultime novità, si volta pagina in attesa del parere del Consiglio di Stato. E mentre Zaia fa dietro front, anche il sindaco di Venezia Brugnaro esprime la sua opinione in merito. Gli scontri non servono, dice, noi rispetteremo la legge. Bisogna capire in che platea stiamo parlando. Il Veneto ha una platea di vaccinati di più del 93%, per cui ha ragione Zaia quando dice non ci sono pericoli imminenti. È vero che però l'Italia è grande, molto lunga e non è che siamo tutti in questa presenza, perché quando fai una legge dello Stato pensi a tutta l'Italia. Insomma, penso che se si parlano poi troveremo una soluzione per il bene appunto dei bambini e delle famiglie. Mentre la Giunta del Veneto sospende il decreto sulla moratoria che ferma per 2 anni le norme sui vaccini, il sindaco Luigi Brugnaro interviene sulla questione, evidenziando come in questi giorni si stia facendo molto caos. Credo che la cosa più importante sia che decidano di dare una comunicazione chiara alle famiglie. Fra una settimana iniziano le scuole, per cui insomma noi siamo per la mediazione, trovasse una soluzione il più semplice possibile. Io e i miei figli, ne ho 5, li ho vaccinati tutti, insomma, evidentemente. Moratoria o no, Brugnaro è certo, il Comune di Venezia sta dalla parte della legge. Noi rispetteremo la legge e faremo di tutto perché lo facciano tutti, insomma. Io sono per la mediazione, credo che gli scontri così insomma non servono a niente. Mi sembra che ci sia anche molta speculazione giornalistica su questo, perché credo che non faccia bene, ripeto, alla chiarezza delle cose e alla tranquillità di tutti. Il metodo dello scaricabarile di Zaia è incredibile, capita la gravità della moratoria sui vaccini, fa retromarcia e dà la colpa al direttore generale Mantoan. Lo dice la consigliera veneta del PD Alessandra Moretti. I veneti non sono stupidi e sanno bene che la manina dietro al decreto era la sua ed è la stessa che ora lo ritira, rileva. D'altra parte Zaia, pur di fare la sua propaganda Novax, passerebbe sulla pelle dei veneti e dei più fragili di loro, i bambini. Per fortuna è stato fermato, dice appunto la consigliera Moretti. Potrebbe dunque però non essere finita qui l'intera vicenda, si vedrà al Consiglio di Stato. La moratoria, ha spiegato Zaia, era un atto di pace per avere l'interpretazione corretta e come avete sentito dalle parole della Moretti l'opposizione va naturalmente all'attacco del governatore. La battaglia dunque potrebbe non essere finita, viene semplicemente sospesa e non revocata la moratoria in attesa di un'interpretazione autentica della legge che solo il Consiglio di Stato può dare una volta giunti a questo livello di braccio di ferro. Nessun dietrofront, dice Zaia, la sospensione del nostro decreto vuole essere un atto di cortesia per il Ministero. Di più, quella moratoria era già un atto di pace, come la Regione lo definisce, perché se il Veneto non avesse sottolineato quegli stessi rilievi fatti da illustri giuristi nelle ultime settimane, per il Ministero
si sarebbe aperto un fronte di ricorsi nazionale. Per l'opposizione, manco a dirlo, un'occasione ghiotta per scaricare un diluvio di dichiarazioni contro il governatore, come fa il veneziano Enrico Zanetti, ex sottosegretario all'economia. L'autonomia del Veneto dai vaccini è una sciocchezza colossale. La tutela della salute della popolazione è troppo importante per poter essere ridotta alla propaganda ad personam, dice invece il segretario veneto del PD Alessandro Bisato. Zaia, leader di cartapesta e l'attacco del Movimento 5 Stelle. Gli è bastata la prima opposizione del governo per tirarsi indietro su un tema che a sua detta gli stava molto a cuore. A vederla bene, l'ultima mossa del governatore, che vuole fosse in sintonia con i ministri che gli avrebbero chiesto di approfondire l'interpretazione di un testo lacunoso, mette al riparo la coalizione da possibili tensioni, dopo lo strappo di Forza Italia ribadito oggi da Brunetta e Donazzan. Zaia rifletta e applichi la legge, diceva il capogruppo alla Camera. Attacca infine la senatrice PD Puppato. Zaia in un tale delirio personalistico da aver perso buon senso e logica politica. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla questione vaccini per parlare di allarme sicurezza a Padova. In un video shock diffuso dal consigliere di opposizione Eleonora Mosco, le fasi seguenti ad un accoltellamento nella caldissima zona della stazione. Che l'insicurezza non è più una percezione come oggi il Partito Democratico dichiara, ma è un fenomeno e uno stato psicologico costante e continuativo. Non avrei mai e poi mai voluto pubblicare un video del genere, sono ancora sconvolta. Sono immagini forti quelli che Eleonora Mosco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, ha deciso di diffondere attraverso il proprio profilo Facebook per denunciare l'allarme sicurezza a Padova. Altre scene in pieno pomeriggio dal Bronx padovano, scrive Eleonora Mosco. Questo è quanto accade in zona stazione. Questo è il biglietto da visita ai turisti firmato dall'assessore alla sicurezza nonché sindaco Sergio Giordani. Nel video, girato con un telefonino da un condominio in via Donghi, si vedono le fasi seguenti all'accoltellamento di un nordafricano al termine di una rissa probabilmente con alcuni connazionali. L'uomo è disteso a terra e perde molto sangue. Pochi istanti dopo sarà trasportato in ospedale in condizioni critiche. Non è la prima volta che l'ex vice sindaco di Padova utilizza i social network per denunciare situazioni di illegalità e degrado che in città, afferma, negli ultimi mesi sarebbero in forte aumento. Pattuglie c'erano in Piazzale Stazione, dove sono finite perché non ci sono, solo per citare alcuni esempi, il provvedimento sulla videosorveglianza, le sedi decentrate della polizia locale, questi sono i provvedimenti che un'amministrazione comunale tra i tanti può adottare. Restiamo a Padova per vedere la situazione di Sant'Agnese, nel 1200 nata come chiesa, poi sconsacrata in epoca recente e ora lasciata nel degrado totale. Mentre stavamo filmando la situazione, i padovani si sono uniti alla nostra denuncia. È impossibile non accorgersi di uno scempio del genere. Qui siamo praticamente in pieno centro storico di Padova, c'è questo monumento che risale al Medioevo ed è messo in queste condizioni pietose. Sant'Agnese è un complesso monumentale, una chiesa del 1200 poi sconsacrata, a 2 passi dalle piazze del centro storico di Padova, ora in uno stato di totale abbandono. Erbacce, decine di scritte sui muri esterni, sporcizie e transenne e, come se non bastasse, i cassonetti delle immondizie davanti alla porta. E sta cadendo tutto quanto a pezzi, qui si è tutto quanto marcito. Allora è incredibile che in un paese europeo importante come l'Italia ci siano questi monumenti storici di valori inestimabili che siano ridotti come un letamaio. E proprio mentre stavamo filmando la situazione, i padovani si fermano a chiedere, si uniscono alla protesta, sono indignati. Molto negativa, sono 4-5 anni che è chiusa e non sappiamo niente. Ci sono anche i nomi ma non sappiamo chi siano, è una chiesa sconsacrata, è un'opera d'arte comunque, in pieno centro storico, quindi meriterebbe... Brutto biglietto da visita. È un bruttissimo biglietto da visita. Dobbiamo lottare per avere una città pulita, ordinata. Anche solo passare ogni giorno sotto questa passerella così, abbandonata, insomma è abbastanza un'indecenza. E parte così anche la richiesta all'amministrazione. Sul cartellone con le autorizzazioni si parla di inizio lavori per febbraio 2017, data abbondantemente superata, e di messa in sicurezza dell'edificio, una frase che suona beffarda. Per cui è assolutamente indispensabile che l'amministrazione comunale si faccia carico di trovare una soluzione, di mettere un po' in sicurezza questo stabile. E c'è un'altra situazione con la quale sta facendo i conti il sindaco Giordani ed è quella delle liti di condominio e
sindaco che viene attaccato dal consigliere di opposizione Matteo Cavatton, che dice ha invitato per il 15 settembre gli ex sindaci e gli ex presidenti di provincia ad un tavolo per chiedere consigli, quindi è inadeguato. Attacco al quale risponde proprio il sindaco Giordani. Sentiamo. Voglio capire le esperienze che hanno, i suggerimenti che hanno. Lui dice che non sono adatto al ruolo. Io è vero, non sono adatto al ruolo, io sto imparando. Lui che aveva grande esperienza, 23 anni di esperienza, alla fine ha fatto flop. Lui continui pure con Facebook, tra 5 anni perde un'altra volta. Intanto, dopo 2 anni di stop, riparte la collaborazione tra Comune e ANACI, l'associazione degli amministratori di condominio. Un tavolo tecnico con polizia municipale e amministratori si riunirà ogni mese. Verranno analizzate le segnalazioni di conflitti nei condomini e affrontate, se serve, con indagini e procedimenti. Gli amministratori condominiali, attraverso un loro delegato, ci segnalano le problematiche che riguardano i complessi condominiali, e noi, attraverso lo stesso tavolo, dopo averle acquisite, il mese successivo normalmente, o comunque una volta effettuata la nostra attività, forniamo il loro riscontro. Il nucleo conflitti abitativi, agenti esperti e pronti a affrontare situazioni difficili dovranno fare prevenzione e nel caso repressione. È meglio spiegare, educare, far capire che reprimere. Dopo, per carità, chi sbaglia paga, l'ho detto 1000 volte. Chi sbaglia paga, non c'è la tolleranza, è educazione, ma chi continua a sbagliare paga. Gli amministratori della NACI sono 130 in provincia di Padova e gestiscono il 70% delle abitazioni esistenti, qualcosa come 80.000 famiglie che ad ogni assemblea di condominio hanno lamentele, dal rumore agli odori di cibo, dal furto di energia elettrica fino ai casi più gravi. Gli affitti che vengono fatti da proprietari senza scrupoli di appartamenti che poi vengono utilizzati per la prostituzione. È ancora più grave invece appartamenti che sono stati chiusi perché all'interno invece c'era spaccio di droga. Queste sono informazioni che arrivano dai condomini, che restano nell'assoluto anonimato. Ed ora le indagini sulla morte della piccola Sofia, la bimba deceduta per malaria. Ebbene, l'autopsia eseguita oggi conferma la causa del decesso: encefalopatite malarica. Lo riferisce il procuratore capo di Trento, Marco Gallina, dopo gli esami eseguiti sulla bambina di 4 anni morta lunedì. Intanto il capo degli ispettori inviati dal Ministero della Salute sospetta che la bimba possa essere stata contagiata dalla malaria durante il soggiorno nel campeggio di Bibione. Il nonno di Sofia dice alla stampa: non incolpate le bimbe africane. Sofia potrebbe essere stata contagiata dalla malaria durante il soggiorno in un campeggio di Bibione. L'ha dichiarato all'ANSA il capo della task force inviata dal ministro Lorenzin per le indagini sulla morte per malaria della piccola Sofia Zago. Documentazione e tempi di incubazione della malattia tra i 14 e i 20 giorni sono compatibili con le date in cui la bimba si trovava al mare, dice Raniero Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Nonostante ciò, di nuovo oggi gli ispettori saranno a Trento per rivedere ogni passaggio, compresi gli strumenti usati per misurare la glicemia a Sofia durante il ricovero, cioè dal 16 al 21 agosto. È già stato verificato che alla bambina non sono state fatte trasfusioni ed è escluso che vi sia stato un contatto accidentale con il sangue infetto, perché per trasmettere la malaria ci vuole una inoculazione. I campioni di sangue prelevati alle bambine del Burkina Faso ricoverate a Trento sono intanto già arrivati a Roma. Il nonno materno di Sofia, il quotidiano La Repubblica, ha rilasciato dichiarazioni di affetto proprio nei confronti delle 2 piccole che hanno incontrato sua nipote. Spero che nessuno le faccia sentire in colpa o che non si ceda alla tentazione di isolarle perché sono innocenti e non sono un pericolo per nessuno. Forse, aggiunge il nonno di Sofia, negli ospedali qualcosa va aggiornato perché il quadro e il clima non sono più quelli di prima. Ai Caraibi, in balia dell'uragano Irma, l'imprenditore trevigiano di Gaiarina, Emiliano Piovesana, che abbiamo raggiunto in videochiamata, racconta: vento e mare fanno paura, a migliaia gli sfollati e manca anche il cibo. Il mare è spaventoso, le onde in lontananza saranno alte credo 4-5 metri sicuri. La testimonianza dell'imprenditore trevigiano Emiliano Piovesana a poche ore dal passaggio del picco dell'uragano Irma sulla Repubblica Dominicana, dove Piovesana, titolare di un'azienda di mobili di Gaiarine, si trova da 4 giorni e dovrà restarci per un altro paio di settimane fino a lavoro finito. Il vento adesso
è fortissimo fuori, non si può stare fuori perché è facile che ti alzi sul greso, piove in modo intenso, il vento questa mattina era a 60-70 km l'ora, adesso è all'incirca attorno a 110-120 km l'ora. Girando di continuo il mondo, Piovesana non è nuovo a simili situazioni. La seconda volta nella mia vita che sono dentro ad una cosa di questo tipo, la prima è stata nelle Filippine 4 o 5 anni fa con quel uragano che ha fatto 10.000 morti, mi sembra. 1700 gli evacuati sistemati in centri di accoglienza. Chi ha denaro ha preso una stanza in hotel, ma neppure in albergo si può fare come se niente fosse, a cominciare dal cibo che manca, come i camerieri hanno detto stamattina lo stesso imprenditore trevigiano. È meglio che tu faccia una piccola scorta in camera perché a mezzodì non mangi, alla sera neppure e forse non mangio neanche domani. Sono solamente riuscito a trovare un posto dove avevano un po' di roba che era una stazione di servizio aperta, l'unica, allora lì sono fatto la scorta di latte, un po' di frutta, ananas, pistacchi e queste cose qui, e questo qua sarà il mio cibo per i prossimi giorni. Grave incidente oggi poco prima delle 13 ad Asiago. I vigili del fuoco sono intervenuti per un pick-up finito contro il cancello di un'abitazione dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell'autista, un 71enne rimasto ferito. L'uomo probabilmente a causa di un malore è sbandato mentre percorreva la strada che collega Gaglio ad Asiago, sfiorando prima il muro di una casa per poi attraversare un'area verde. Ha finito la propria corsa battendo il cancello pedonale dell'abitazione. La squadra dei pompieri del locale di staccamento ha messo in sicurezza il mezzo e soccorso l'uomo, preso in cura dal personale del SUEM per essere trasportato in ospedale. Illesa la passeggera che viaggiava al suo fianco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore con la rimozione del mezzo coinvolto. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Sono sempre di più i personaggi famosi che scelgono la nostra regione per pronunciare il loro sì. Questa volta tocca al multimiliardario White Rockefeller e alla fidanzata Julie Fabrizio, inglese ma di origine italiana, a sposarsi nello splendido paesaggio delle colline di Asolo nella Marca Trevigiana. Da New York ad Asolo saranno 4 giorni di festa all'Hotel Cipriani. L'ultramiliardario White Rockefeller ha scelto Asolo per unirsi in matrimonio con la sua fidanzata Julie Fabrizio, inglese ma di origine italiana. 120 invitati che alloggeranno per ben 4 giorni dal 21 al 24 settembre. La famiglia di banchieri americani, fra le più ricche al mondo, ha scelto uno dei borghi antichi più belli d'Italia per festeggiare il matrimonio. Attesi per la grande festa molti VIP. Il fatidico sì tra i 2 innamorati si celebrerà nella cattedrale di Santa Maria Assunta il 21 settembre e poi subito via la festa con un pranzo nel giardino del castello. Non solo, ma durante questi 4 giorni gli sposini hanno pensato di organizzare una serie di eventi ed iniziative per gli invitati. D'altronde non mancheranno di certo paesaggi mozzafiato, luoghi da visitare e piatti tipici da degustare. Asolo si sta preparando e di certo gli invitati, quando torneranno oltreoceano, non dimenticheranno questa meravigliosa cittadina trevigiana. E adesso sentite cos'è accaduto l'altra sera in pieno centro storico a Vicenza. Francesco Gabbani canta alla scimmia nuda balla e il leone di San Marco che troneggia su una delle colonne di Piazza dei Signori perde un orecchio. Sembra una barzelletta ma è proprio così. Dalla statua infatti si è staccato un pezzo di pietra proprio dall'orecchio del maestoso felino piombando al suolo. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse sotto nonostante la piazza fosse piena di gente in occasione del concerto del vincitore di Sanremo. Tra i residenti c'è preoccupazione e c'è già chi dà la colpa dell'accaduto alle vibrazioni provocate dalla musica alta nel pieno centro città. L'episodio sarà segnalato alla soprintendenza e dopo le verifiche partirà il restauro. Ed ora al Lido di Venezia per la mostra del cinema. Oggi è stato il turno di Valeria Golino e Adriano Giannini con una grande storia d'amore. Ricordi quel discorso sui colori che abbiamo fatto?
è fatto venire in mente l'idea per uno spot di una macchina. Volevo una cena. Mio ex marito diceva Dopo sempre Penelope che non si Cruz esce mai e con i Javier film. Bardem e dopo Claudia Gerini in Amore e Malavita, oggi alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Valeria Golino e Adriano Giannini che sbarcano al Lido con un film fuori concorso, Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini, nel quale l'ex di Riccardo Scamarcio interpreta una donna non vedente, mentre Giannini veste i panni di un conquistatore incallito che si redime dopo l'incontro con la bella Golino. Nel cast c'è anche l'attore padovano Andrea Pennacchi. Ieri intanto 10 minuti di applausi per Amore e Malavita, nel cui cast c'è tra gli altri Claudia Gerini. Domani alla mostra arriverà un altro mito, Charlotte Rampling, protagonista dell'ultimo film italiano in concorso, Anna, diretto da Andrea Pallaoro. Con le notizie del Veneto ci fermiamo qui, è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio come di consueto le previsioni meteo per le prossime ore. Arrivederci. Nella giornata di venerdì 8 settembre torneranno ad esserci condizioni di tempo più stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giornata prevalentemente asciutta con un cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso. Da segnalare maggiori addensamenti sui monti del Vicentino e qualche copertura del cielo sulle vallate di confine. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 21 e i 25 gradi circa, valori notturni tra 14 e 18 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sull'Udinese più settentrionale. Temperature massime che risultano essere comprese tra i 22 e i 25 gradi, minime attese sui 15-17 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui torna il bel tempo, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, locali foschie solamente sull'Alto Adige più orientale. Temperature massime sui 20-22 gradi, valori notturni attesi intorno ai 13-15 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.